La 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 la. Cioè, non è mai successo? Ah, è vero, sì, sì, ok. Aspetta, piano piano. Tanto è mio, quindi il codice me lo ricordo. Forse. Quindi vado un attimo avanti e faccio un po' di programma. Vi è mai capitato tipo, cioè, di fare un viaggio molto lungo? E adesso mi scoppia a dare ottimismo. Levati la cravatta! No, a me è successo e mi succede molto spesso, dato che comunque facciamo un lavoro che ci porta per esempio domani a Genova e poi a Padova e poi a Napoli e poi a Firenze e poi in tutta Italia. Quindi viaggiamo con le macchine e i viaggi sono molto lunghi, tipo Padova-Napoli sono 7 ore. La logica. Mica pochi. A un certo punto del viaggio succedono delle cose che voi umani non potete neanche. Succedono delle cose stranissime, cioè non so se vi è mai successo, però prende una strana pazzia all'interno dell'autovettura. Non vi succede mai? A parte il fatto che cominci il viaggio tutto carico cantando tutto carichissimo, super carichi, e tutte le canzoni più quante possibili, immaginarvi li incassa in 4, tipo una parola. E beh, tutto così, tutto carico, e arrivi tipo alla 4ª ora che comincia a sclerare di brutto e comincia a mutare la tua faccia e anche la tua psiche è molto instabile. Non è mai successo? Sì, sempre. Noi cominciamo a fare dei discorsi veramente, ragazzi, che se ci sentisse chi? Il Padre Eterno. Tipo uno matto che fa discorsi strani. Berlusconi no. Fa altri discorsi, ma quella parola non ma c'è veramente delle cose un po' tipo, non mi prendono tipo dei tic, ciao, faccio per la macchina. Tutto questa è una stupidaggine, adesso se mi ricordo Allora vorrei fare una cosa con voi. Prendete tutti i telefoni. Dacci il tuo numero! Ora! Tutti. Anche quelli che si stanno stufando ascoltando questo concetto, tipo lui con la camicetta, poi gli occhiali da destra. Franci, ti hanno trascinato qui. Ti capisco. Ti sono vicino. No, io non vedo i telefoni. Sono troppo pochi. Quanti ne vuoi? Tutti li avete presi? Se avete un iPhone potete andare su. No. Allora, qualsiasi telefono al giorno d'oggi ha una videocamera. Ma dai! Allora, facciamo questo giochino che io faccio una foto a voi E noi la facciamo a te! e voi fate una foto a Tutta la me. sera che facciamo. E poi le ripostiamo tutte e così condividiamo con tutti quelli che non stanno vedendo questo concerto ma che magari lo vedranno più avanti. Alla faccia loro. Spero, se lui non mi fa cattiva pubblicità. Astenersi, grazie. Allora, io lo faccio a voi, più illuminato possibile. 1. Che? Non funziona? Ah, perché non si vede? Ho capito, ma non vi prendo a tutti. Spostati! Tutte le file che si fanno. Sì, ma poi tagli. Allora aspetta, facciamo finta che io la faccio adesso, voi la fate adesso e io faccio finta di farla adesso, invece poi io mi sposto più indietro e la faccio dopo. Va bene, dai. Va bene? Perché vi devo prendere a tutti. Allora 1, 2, 3, via! Ma che figata!
tutti con flash. Sembra una creazione di Mamo e il suo staff delle luci. Farei un applauso subito. Ho detto farei un applauso subito. Aspetta, la devo fare io. Oh, qui si vede tutto benissimo. Mo cado, guarda. Pronti? 1, 2, 3, via! Faccio 2, 3 di sicurezza. 2. Senti, sto scattando. Ok, poi queste io le posto. Grazie. Grazie. E adesso che c'è? Ok. Grazie per... Sì, mi sono allungato un po', grazie per avermi sopportato. Sto male, non mi chiederà permesso, se è concesso. Lascia tempo le promesse, lasciate le tue certezze, la chitarra sopra i letti, i versi che non hai mai scritto, non ti chiederà permesso.